Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Buon venerdì a tutti quanti e in questo venerdì parliamo di un argomento che ci sta davvero molto a cuore. Parliamo degli anziani perché l'estate e in particolar modo i mesi caldi ma anche durante le festività gli anziani sono quelli che spesso soffrono di più la solitudine, che vengono lasciati da soli, tanto che addirittura è intervenuta la Cassazione e ha detto che i figli hanno l'obbligo di tutelare, mantenere e supportare i genitori. E allora vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Siamo anche su Facebook, quindi aspettiamo i vostri post e comincio a presentarvi gli ospiti che sono arrivati, perché in queste giornate calde le autostrade mietono tamponamenti e attese. Allora vi presento il nostro dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Benvenuto, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo in attesa che arrivi Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, e in attesa che arrivi anche il medico di medicina generale Giorgio Favero. Allora, questa è, come abbiamo detto, una stagione particolarmente complicata per le persone grandi. Perché? Perché già durante l'anno la società è difficile, tutti lavorano, insomma gli anziani sono quelli che sono più soli, non solo soli fisicamente, anche soli nei loro racconti, nella loro testa, è così. Indubbiamente la terza età rappresenta un po' uno stato di solitudine interiore, secondo alcuni una lieve depressione anche comprensibilmente naturale in quella fascia d'età. Inoltre d'estate normalmente la composizione familiare prevede che ci sia un distaccamento periodico, che sono le vacanze estive, ma anche maggiori impegni, e pertanto l'anziano, soprattutto quando è in condizioni di scarsa mobilità e magari con qualche altra difficoltà non solo sanitaria ma anche proprio di barriere architettoniche o quant'altro, si trova un po' a soffrire questo stato di solitudine. E quindi dice è meglio in questo momento magari se si può supportare, perché proprio notizia di oggi cosa succede? Che in molte città del Veneto sono partite delle iniziative anche se vogliamo particolari, Padova, Verona e Venezia, che propongono l'obiettivo di stare accanto agli anziani per sconfiggere il male del secolo, la solitudine. Cosa fanno? Fanno il nonno in affido. Musei, orti, progetti, famiglie che accolgono queste persone anziane che non hanno ovviamente connessioni o parenti e li portano anche in vacanza con loro. Ma non è una cosa un po' esagerata, nel senso che siamo arrivati a questo, al nonno in affido? Sembra... Siamo molto angosciati dal tenere bene gli animali e poi dobbiamo ricorrere al nonno in affido. Ma può essere un'iniziativa che dà anche buoni risultati. Chiaramente fa molto riflettere su quanto tempo abbiamo da dedicare ai nostri anziani, ma anche su quali tipi di risultati potremo avere nel caso di questo nonno in affido, di questo progetto. Ma è una tristezza però, perché poi finito il periodo estivo finisce anche il nonno in affido, no? Perché se ti prendi un impegno dovrebbe essere tutto l'anno. In un certo senso sì, ma ahimè non è possibile sempre, quindi se questo può aiutare una certa fascia di popolazione può essere un'iniziativa, poi bisogna vedere appunto il restante periodo e anche eventualmente ciò che circonda l'anziano, quali risorse ci sono. Quali risorse ci sono? Allora 0422 1626 798 se volete intervenire. Intanto do il benvenuto ai nostri ospiti, ma vi avevo già annunciati queste macchine, questo traffico. Allora, benvenuto a Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Grazie, buongiorno. E benvenuto a Giorgio Favero, medico di medicina generale e anche medico presso l'ISRA. Benvenuto. Grazie. Io vado in pubblicità 0422 1626 798. Allora, secondo voi perché gli anziani sono poco tutelati e spesso abbandonati? Aspettiamo le vostre telefonate e i vostri post. A dopo. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, perché questi anziani sono poco tutelati e abbandonati? Abbiamo sentito all'inizio della trasmissione anche un problema, quello della solitudine non indifferente, e alcune iniziative per supportarli. Allora, Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, lei con gli anziani ci lavora e
insomma nel suo caso si può ben dire che conosce qual è anche lo stato emotivo di questi anziani e perché secondo lei si sentono abbandonati, perché magari i figli non vanno più a trovarli? Beh, insomma, i dati sono abbastanza evidenti, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo circa il 50% degli ultra 75 anni che abitano da soli, Allora, non dobbiamo confondere l'isolamento sociale con la solitudine, sono due concetti diversi, ma sono correlati. Vale a dire che una persona che è in una condizione di isolamento sociale ha una maggiore probabilità di sentirsi solo e la solitudine è in qualche maniera l'anticamera anche per la depressione e in qualche maniera è un circuito vizioso che si attorciglia e che non aiuta le persone a vivere bene la loro condizione di vita, che è una fase finale. Quello che dobbiamo cercare di fare è, appunto, si diceva di tutelare, e io dico di organizzare una società migliore. Ma come si fa? Perché ricordiamolo, in Italia ci sono circa 18 milioni di anziani, di questi 1 su 3 vive da solo e sono anche proprietari di case, e queste case sono anche magari case grandi, perché non tutti vivono in un appartamento in città. E cosa succede? Ecco, che possono anche vivere male anche a casa loro. Assolutamente sì, perché quella che era una virtù degli anni 70, avere una casa da 250 metri quadri per poter ospitare a casa uno dei propri figli, che così in qualche maniera si ripeteva una tradizione, no? Si è rivelato un privo di sostanza, insomma. In verità tutti i figli vanno ad abitare molto spesso distante, ad esempio, e quindi le persone si ritrovano sole o in coppie geriatriche, si dice coppie di 80 anni, oppure singole, in case da 200 metri, anni 70, da ristrutturare, con la paura dei ladri, con la paura se capita qualche malore fisico, non sanno che cosa fare. Il resto svenuto a casa, nessuno mi chiama e mi cerca. Allora, per dirla molto banalmente, è che bisogna riorganizzarci, riorganizzare le nostre società. Per qualche verso sarebbe recuperare la familiarità che avevano i quartieri di una volta, attraverso anche forme moderne e nuove, non più riproporre i modelli di 50 anni fa, ma la metafora è quella con nuovi strumenti e nuove organizzazioni. In ISRA abbiamo cercato di fare questo attraverso 2 o 3 iniziative che potrebbero essere interessanti da questo punto di vista. Una, tra l'assistenza domiciliare e la rete Alzheimer, l'ISRA segue circa 1 migliaio di famiglie o di anziani, anzi a domicilio in tutto il territorio, e quindi in qualche maniera siamo un po' una sentinella dei processi, diciamo così, sociali, di solitudine, e quindi se il sistema dei servizi in qualche maniera tiene sotto controllo è una migliore, una maggiore garanzia. Oltre a questo, lei sa, insomma, abbiamo sviluppato ad esempio il tema del co-housing, proponendo alle persone di riaggregarsi. Io capisco che può essere una proposta un po' forte, ma è meglio vivere da soli in una casa che non si riesce a gestire o superare alcuni pregiudizi e cercare di aggregarci per vivere meglio assieme. Anche perché poi lei diceva, giustamente, sono case anche grandi. Che cosa succede? Le persone hanno delle pensioni un po' misere, perché bisogna anche dire la verità, e hanno queste case da riscaldare, mantenere, costano, non è una convenienza. Quindi... ad esempio, un'operazione che abbiamo fatto noi è avviare un processo che si chiama vitalizio tecnicamente. Guardi che di vitalizio di sti tempi suona male, però dovete trovare una nuova formula, perché adesso li vogliono. Al Senato ancora non si sa, ma alla Camera pare che non piacciono proprio più. Nel nostro vitalizio si paga prima per avere dopo. Per avere dopo, vabbè, allora siete virtuosi. Sì, questo sicuramente. Ma è l'idea di poter, soprattutto per le persone sole, le persone che non hanno la possibilità, come dire, di emanciparsi e di gestire i propri beni, è quella di farsi affiancare non da maldestri che cercano di fare gli affari propri. Noi siamo un ente pubblico, non abbiamo un guadagno diretto dalle cose che facciamo. Noi, il nostro mestiere è cercare di fare il bene per una parte della popolazione, che è la popolazione anziana. Il tema, ad esempio, la domanda è giusto che un anziano possa utilizzare il proprio patrimonio per vivere meglio? Ecco, questa è la domanda. Questa è la domanda. Allora, 0422162678, se volete intervenire, cosa ne pensate? Allora, questi anziani in Italia, tra l'altro siamo il secondo paese più vecchio nel mondo,
cosa pensate? Perché vengono poco tutelati? Perché sono abbandonati, specialmente poi in alcune stagioni? Il problema è anche quello, dottore, della non autosufficienza, il problema è anche quello di capire che una persona anziana, perché ricordiamolo, ci sono nel nostro paese 17.000 anziani che hanno più di 100 anni, ce ne sono 727.000 che ne hanno più di 90 e poi ci sono 4.100.000 unità che hanno più di 80 anni, mentre gli over 65 sono 13 milioni e mezzo. Allora, c'è chi solo, o c'è la coppia geriatrica, comunque sia la situazione, c'è anche un problema di salute, perché magari non sono più in grado di fare le semplici faccende domestiche, anche cucinarsi un pasto diventa una cosa complicata e si rischia di peggiorare o andare in condizioni di salute non ottime. Sì, e io ho due punti di vista, come dicevo nella presentazione, io faccio il medico di famiglia, mi piace chiamarlo così, e lavoro da circa 10 anni all'ISRA, quindi ho due punti e due prospettive differenti e anche un po' sul territorio molto particolare. A me piace ricordare di una anziana che avevo assistito, ho iniziato a lavorare nei primi anni 80, che si chiamava Carla, ricordo perfettamente il nome, aveva 86 anni, la guardavo con meraviglia perché 86 anni era un'età enorme al tempo, era un caso unico di tutti i miei pazienti, gli altri cessavano la loro vita intorno a 78, 77, 78, 80 anni. Siamo di fronte a una realtà che è completamente differente, abbiamo degli animali... Ma questo quanto le è capitato? Perché lei dice quando era... Sto parlando dei primi anni 80. Quindi diciamo in 30 anni. Un arco temporale di circa 30-35 anni. Qualche volta dico scherzando e provocando, dico stiamo assistendo degli animali che non sono mai esistiti sulla faccia della Terra. Animali nel senso biologico, come aspetto biologico, perché questi centenari non esistevano semplicemente, quindi con una serie di problemi di tipo fisico, strettamente sanitario, diciamo, ma contemporaneamente dei problemi importantissimi di tipo assistenziale. Tenga presente che se parliamo di novantenni e centenari dovrebbero, uso il condizionale, venire assistiti da figli che hanno 70 anni, 70-75 anni, che sono coloro che erano gli utenti delle case di riposo soltanto 25-30 anni. Però se i giovani di oggi andranno in pensione a 70 anni capisce che sì. E quindi c'è una situazione anche generazionale che è nuova e quindi questi sono grandi anziani con problemi di tipo fisico, perdita di autonomia, come diceva giustamente lei, con necessità su più livelli, strettamente sanitario, e lì chiaramente siamo coinvolti noi direttamente, ma anche e molto sociale. Sì, anche perché poi per quanto riguarda il rete Alzheimer o altre situazioni abbiamo circa 1 milione di persone che sono totalmente non autosufficienti, alle quali circuita attorno altre 3 milioni di persone tra infermieri, medici, famiglia, quindi sono 4 milioni di soggetti in Italia. Insomma, il caregiving è totalmente impantanando, uso una parola forte, il sistema sanitario nazionale non per cattiva applicazione, diciamo così, ma proprio perché siamo di fronte a un problema differente e estremamente complesso. Allora, prendo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno? Buongiorno Nuvoletta. Buongiorno, mi dica tutto. Allora, volevo ricordare due cose ai vari signori che sono lì. Innanzitutto, un anziano, quando si trova solo a casa, bisogna vedere che vita ha vissuto, se la casa è un bel ricordo, se la casa è un brutto ricordo e ovviamente è sempre una spesa la casa, riscaldare, l'IMU, quello che è, i campi, che magari uno ha lavorato una vita per avere un po' di campi, i figli sono andati a scuola, hanno cambiato città. L'anziano in questo caso venderebbe volentieri la casa per andare in una casa di riposo, in un istituto di riposo. Quello che mi interessa ricordare è che l'istituto di riposo è alla fine un reparto di lungodegenza dell'ospedale, dove ci sono persone instabili a letto, seguite magari da medici, infermieri, e quello che necessita la gente o meglio gli anziani per essere in compagnia è un centro di ritrovo, non una casa di riposo, in realtà è un reparto di lungodegenza, quindi un po' di musica, un po' di svago, viverla come se fosse
al bar della parrocchia. So, come se fosse una sorta di villaggio vacanze, Esatto. chiamiamolo così. Allora io la ringrazio molto per la telefonata. 042216262798 se volete dire la vostra opinione. Senta, ma la signora Carla, che aveva 86 anni, le portava qualche volta qualche dolcetto, perché al medico condotto si fa così? La signora Carla non si muoveva più da casa, abitava in un villaggio di Treviso, andavo io, come facciamo con molti anziani, in quelli che sono i programmi di assistenza domiciliare del sistema sanitario nazionale. Quindi... Lei è uno di quei pochi medici, la guardo, che va a casa. Non è vero, è una provocazione, la prenda come una provocazione. Il medico di famiglia che venga a casa deve essere praticamente... No, se lei pensa, in Regione c'è un tentativo di dare una risposta, si è parlato molto delle medicine integrate, di gruppo integrate, che poi sembra siano state sospese per mancanza di fondi, di finanziamento a livello regionale, ed era stato individuato come un modello che potesse dare risposta 24 ore al giorno agli anziani. In realtà ci sono dei punti di debolezza, se vuole ne parliamo, posso esprimere il mio parere. I suoi pazienti li portano o no le gallinelle, le uova? Mi faccia sapere. Sì, mi portano del prosecco, perché una signora ha il figlio che testa il prosecco per la DOC. Lo porta il dottore, cioè. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io ho 72 anni, volevo porre l'accento su un'altra questione. A me piace rimanere sola, spessissimo mi ritrovo sola e guardate, non mi annoio, basta essere autodidatta e cercare di imparare sempre qualcosa. Volevo chiedere una cosa, io mi sento benissimo da sola, però non riesco più a fare i lavori di casa come facevo quando avevo 30-40 anni. Pulire un pavimento come si deve, pulire un vetro come si deve, eccetera. E questo dà adito non ad avere una badante 24 ore al giorno, ma ad avere una serie di... Io vorrei ci fossero delle cooperative, un qualcosa, dove mandassero in giro delle persone fidate a fare questi lavori, ovviamente pagati, naturalmente non a gratis, per dare modo a noi anziani di avere il pavimento pulito, di avere il vetro pulito, di avere un qualcosa che ormai non possiamo più fare, non perché non vogliamo, perché dice le energie non abbiamo più i muscoli, le gambe, i nervi che ci tengono a posto. Se qualcuno mi vuole dare qualche... Certo, no, io le faccio dare una risposta sicuramente. Comunque complimenti, perché insomma anche il fatto, dopo parleremo con il dottor Cani, che non si sente assolutamente sola, è una persona energica e di fibra. Cosa dice direttore? Ci sono intanto delle cooperative che di fiducia, perché poi l'anziano è molto molto socievole, quando è solo apre la porta, troppo spesso magari anche persone poco raccomandabili. Ci sono delle cooperative che aiutano le persone anziane? Sì, ci sono... Senza che li portino nella pensione, cioè che hanno anche un corso contenuto. Guardi, come dire, la mamma degli stupidi e dei ladri è sempre incinta e alle volte il parto è gemellare. Bene. Quindi bisogna ovviamente guardarci anche dagli interlocutori, che devono essere interlocutori affidabili, istituzionali, perché poi ci sono i circuiti sotterranei che non sempre garantiscono e alle volte abusano delle situazioni. Allora il primo suggerimento è di rivolgersi alle organizzazioni che si conoscono. Io dico, l'ISRA certamente fa assistenza domiciliare, fa questo tipo di servizio ad esempio, ma ci sono anche delle cooperative che fanno questo tipo di servizio, che hanno un loro nome, hanno 1000 dipendenti, 1500 dipendenti. È difficile che cooperative così robuste si sporchino le mani in situazioni, eccetera. Ma guardi, le dirò anche, recentemente ci sono anche le agenzie interinali, per dire, che hanno elaborato un contratto
che è un contratto per le colf, quindi anche a prezzo ridotto per certi versi. Noi possiamo mandare persone che assistono, che danno assistenza in senso proprio alle persone, però se si tratta di lavori di casa, tipo colf, le agenzie interinali anche importanti riescono a dare... Assolutamente. Poi tra l'altro, tornando sull'attualità, pare che il voucher possa di nuovo essere riutilizzato, quindi non si sa. Prendo la telefonata che è interessante. Pronto? È caduta? Sì, è caduta. Allora, diceva la signora di prima, dottor Canil, che lei sta benissimo da sola, ma proprio sta bene, è autodidatta, ma perché dipende molto da che tipo di personalità sei, perché ti puoi o molto rattristare, oppure la solitudine, insomma, la solitudine nei numeri primi. Sta proprio bene. Ma assolutamente, intanto bisogna fare i complimenti alla signora anche perché porta un esempio positivo, spesso siamo abituati a esempi negativi in molti settori. Chiaramente se ci sono delle risorse così buone, come dire, tutto migliora perché l'anzianità riguarda un declino più o meno lieve in tutti quanti noi. Noi siamo abituati ad abitare il nostro corpo, lo abitiamo abituandoci al fatto che lui funzioni in un certo modo, ad un certo punto dobbiamo fare i conti col fatto che esso cambia e non ci permette più le stesse cose, non ci dà più lo stesso spazio di movimento. Questo cambiamento intrapsichico viene vissuto in maniera molto differente, ovviamente nell'esperienza di tutti i tecnici. Quindi le risorse che si sono costruite in passato sono le migliori per far fronte al presente nell'anzianità. Senta, io devo andare in pubblicità, però magari mi risponde con una risposta abbastanza secca. La depressione è molto diffusa dagli over 65 anni e oscilla anche intorno al 35% con alcuni picchi in alcune regioni, in alcune situazioni, però è più diffusa tra gli uomini e forse questa telefonata di questa signora la conferma. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità, ci dispiace che la telefonata sia caduta. 0422 1626 798, siamo qui a vostra disposizione, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 0422 1626 798. Allora, se volete dire la vostra, questi anziani sono poco tutelati e sono spesso abbandonati. E abbiamo detto all'inizio della trasmissione che c'è una sentenza, più di una sentenza della Cassazione, che ricorda in quale modo amorevole i figli dovrebbero prendersi cura dei propri genitori, perché come si dice sempre, una mamma può allevare 5 figli, ma 5 figli non riescono poi a gestire una mamma quando diventa anziana, una mamma, un papà. Ma è un esempio. Direttore Pavan, sì. Mi stava dicendo durante la pubblicità di un bel progetto, perché abbiamo sentito la signora di prima, dice io sono tranquilla, sto benissimo da sola, non soffro di depressione o solitudine, però non ho nessuno che magari mi passa una straccia per terra, mi spolvera, perché voglio vivere anche nel pulito, è un mio diritto. Guarda, prima le do una risposta sulla questione della famiglia. In verità tutte le famiglie che noi incontriamo, e sono migliaia ogni anno, sono tutte famiglie che hanno voglia di aiutare il proprio caro. Tuttavia le famiglie devono essere prese per mano dai servizi. I servizi non devono sostituirsi alle famiglie, ma devono aiutare, empowerment, aiutare un po' le famiglie a trovare la strada giusta e l'equilibrio giusto per assistere l'invecchiamento di un suo componente durante il lungo periodo che questo comporta. Allora noi non dobbiamo andare a fare prestazioni, ma dobbiamo aiutare la società a governarsi meglio. Il progetto di cui vi parlavo si chiama Toc Toc. Ed è un suono onomatopeico, ovviamente, no? E dice questo, dice quando tu hai un insieme, un condominio ad esempio di persone tendenzialmente anziane, noi dovremmo organizzarci socialmente, e noi l'abbiamo fatto in Centro Treviso, per fare in modo che gli uni e gli altri, chi sta meglio va a bussare alla porta di chi sta peggio e dire Mario, come va oggi? Tutto bene? Signora Maria, andiamo a prendere un caffè? E allora la signora di prima di 72 anni, che speriamo trovi una colfa a buon prezzo che le faccia quei lavori, ecco, le chiederei in cambio il suo impegno sociale, cioè dire signora si guardi un po' attorno e se vede qualcuno
qualcuno che sta un po' peggio di lei o comunque che non vive bene la solitudine come la vive lei, nel senso che lei la vive in modo proattivo, ecco, faccia un passo fuori casa, vada al bar, vada quando va a fare la spesa e stabilisca un contatto, ma lo dico anche alle commesse dei supermercati che vedono gli anziani passare alle casse, ecco, bisogna stabilire un rapporto, le persone hanno bisogno di sapere quando sono vecchie che hanno la possibilità di chiedere a qualcuno quando hanno bisogno. E quindi bisogna chiedere. Vi ricordo 0422 1626 798 cosa ne pensate. Allora, qual è la situazione degli anziani, cosa vedete anche attorno a voi, perché alle volte comunque mi lasci il dire, voi incontrate persone per me, ma sono anche dei figli molto disgraziati che aspettano solo di ereditare. Bisogna dire anche la verità, perché se no non saremo concreti. Senta, dottor Favero, c'è anche lei è un medico di medicina generale e lavora anche con ISRA. Abbiamo anche la sensazione che l'anziano stia bene, magari sempre più spesso a casa sua, con un fenomeno tutto italiano che è quello della badante, ma non è detto, perché poi ci viene anche l'angoscia, gli darà da mangiare, lo imbottisce di medicine per farlo dormire, così lei si può fare gli affaracci suoi. Mi scusi se sono così diretta, però è cronaca, è realtà. Trovi tanto quanto una badante accogliente, materna, come una figlia, ma trovi anche persone disgraziate. Lei, nella sua esperienza con le persone anziane, vede questo fenomeno, cioè che i familiari sono sereni e tranquilli perché la stanno a casa con una persona pagata e stipendiata, poi in realtà insomma c'è una matrigna. No, non si può assimilare, ci sono situazioni completamente differenti. Prima diceva bene, ci sono dei figlioli che assistono fino alla fine i propri cari, ci sono delle persone che si disinteressano, altre situazioni in cui i figli sono proprio lontani da casa fisicamente per lavoro e quindi non possono esserci fisicamente. La delega in termini sostitutivi, diciamo così, alla badante non può funzionare mai, e io ho sempre visto che in realtà le signore che hanno, parlo di signore perché in genere è più frequente incontrare signore che signori anziani e vedovi, che far entrare una figura femminile nella propria casa è difficilissimo, perché c'è una volontà di mantenere il controllo della propria abitazione, come la signora che abbiamo sentito prima, un controllo della propria casa, e quindi destituirsi dalla funzione di prima attori, di prime donne, in realtà di proprietarie della casa, ma non di proprietarie fisiche, ma di proprietarie della gestione, non è facile, è sempre un momento molto traumatico per gli anziani, questi, per le anziane. Perché insomma ti aprono le tue cose, i tuoi armadi, scoccia, perché non per la privacy, ma perché è roba tua. Dopodiché c'è un panorama di assistenza, come le cosiddette badanti, che è estremamente variegato. Ci sono delle persone bravissime, veramente brave, attente, intelligenti, e delle persone meno, diciamo. È anche vero che le cooperative tendono a formare adesso, c'è un'idea che è assolutamente positiva, a formare, a dare delle linee guida, a formare, perché sono delle persone che vengono da paesi disagiati, dall'est in genere, che non hanno grandi risorse, che hanno culture completamente differenti. Tutti questi corsi OS lei li vede di buon occhio, sia sincero? Dipende, se fossero guidate in un percorso proprio di assistenza intelligente, io sono d'accordo. Integro una cosa, ieri l'ISRA ha fatto un concorso per 2 posti di OS ed erano presenti 240 domande e si sono presentati in 240 persone. Italiani, stranieri? Adesso lo dico. Me lo dice dopo la telefonata, perché poi chi si prende cura dei propri familiari o è interessante caregiver, tra l'altro interessante. comunque anche comincia a avere intorno ai 50 anni. È molto interessante. La telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Sandra di Treviso. Io volevo chiedere al medico un'informazione. Mia suocera, del 91 anni, che soffre un po' di demenza, ha perso, ha 4 figli, ha perso un figlio 7 mesi fa per un melanoma. Adesso è mancato anche mio marito, dei 57 anni, di un arresto cardiocircolatorio. Quindi sono rimasti altri 2 fratelli. Gli altri 2 fratelli non vogliono dire alla mamma che è deceduto praticamente mio marito. Io, che sono la moglie e ho 2 figli, avrei piacere di comunicarlo alla mamma che è mancato mio marito, quindi suo figlio. Gli altri 2 fratelli non sono d'accordo nel dirlo, per non aggravare la situazione della mamma, per non far soffrire la mamma.
e cose varie. Ma signora scusi, Io non la so come suocera comportarsi. chiede, cioè la suocera chiede del figlio, sua suocera chiede dov'è? Sì, la suocera allora chiede sì. del figlio, mio cognato gli dice che è andato in Germania per motivi di lavoro con il nipote, lei chiede anche di me, io parlare con la mia suocera non sono capace, non sono in grado di affrontarla perché lei sicuramente mi chiede del figlio, io non sono in grado di far finta di niente, di dire è uscito, non c'è. Signora, allora guardi, le faccio dare una risposta dal medico e dallo psicologo, perché in questo caso nella sfortuna signora ha insomma, qui un attimo un supporto di due situazioni importanti. Insomma, grazie signore intanto e coraggio, stia su. Poi le faccio dare anche a papà brevemente sulle LOS, quindi 240 persone dove ci si sono presentate. Il primo dato è questo, il primo dato è che lo scorso anno stesso concorso 350, quest'anno stesso concorso 240, quindi il trend è in diminuzione dal punto di vista della partecipazione. Quando andiamo a vedere la provenienza, noi troviamo trevigiani pochissimi, veneti una cinquantina e poi abbiamo stranieri e del sud. Questo è il dato oggettivo. È in diminuzione. Allora, il numero di persone che vogliono fare questo mestiere è in diminuzione, perché è pesante, impegnativo e riconosciuto relativamente poco, anche sul piano dei diritti e dell'economia. Però non è che l'insegnante alle scuole medie ma ognuno sia... ognuno porta avanti le proprie istanze, dice... però dico, stanno diminuendo la propensione a questo tipo di lavoro e quando c'è si diversifica per la provenienza. Avendo la maggioranza del sud Italia e di persone straniere. Quindi questo è un dato interessante. Allora, veniamo alla signora che ha chiamato, questa signora Sandra che ha avuto questa sfortuna, è rimasta vedova e questa suocera ha perso un figlio pochi mesi fa e un altro lo ha perso adesso. Prima il dottore e poi lo psicologo. È una domanda difficilissima, mi dispiace molto, la situazione è pesante, difficile dal punto di vista emotivo da gestire, non credo ci sia una regola, poi io voglio sentire perché sono curioso di quello che dirà il dottore presente, perché è chiaro che il suo è un punto di vista importante. Noi ci muoviamo più nell'ambito organico, ma evidentemente abbiamo continuamente, quotidianamente relazioni con i pazienti e sono relazioni che si giocano sul piano intenso, complesso, personale, emotivo, psicologico e quindi ci si muove anche per senso, no? E ogni caso è un caso a sé sicuramente. Però la signora di 91 anni dice che chiede del figlio, vuole sapere del figlio, quindi non ha che è proprio una demenza. Io credo, posso esprimere il mio parere, ecco. Sicuramente darà un dolore enorme alla signora ed esiste sempre più spesso, avendo questi grandi anziani, la perdita. Succede il contrario, succede che i genitori perdano i figli, quindi è una cosa che diventa sempre più frequente e la perdita di un figlio è una perdita che suppongo essere dolorosissima, quasi più della perdita di un genitore, che è più fisiologica nell'ambito proprio della storia naturale delle persone, degli uomini. Lei cosa farebbe? Io lo direi, francamente. Lei lo direbbe? Io lo direi. Dottore, è lei che ci lavora col cervello e con le emozioni e i sentimenti, cosa può dire a questa signora? No, concordo sicuramente con quel che diceva il collega, nel senso che bisogna ovviamente valutare sempre la situazione. Chiaramente se la signora in questo momento è, faccio un'ipotesi, in una fase critica anche per una patologia organica, valutare se è questo il momento adeguato per dargli uno shock emotivo. Però anch'io direi che va detto, primo perché dal punto di vista logico prima o poi salterà fuori, posto che la signora abbia una sufficiente lucidità mentale, non ci siano disturbi neuropsicologici, eccetera. E poi giustamente, come dire, lo nascondono, ma questo ha una durata limitata, se la signora è capace può comunque... Perché probabilmente anche la signora vive il conflitto con gli altri due fratelli che sono rimasti, quindi anche da un punto di vista forse di questo. Aggiungerei un elemento che secondo me, prima di chiedermi se lo dico o no, i tre soggetti, cioè la moglie del signore che è defunto e i due fratelli, devono arrivare a una linea comune, perché altrimenti nel dire e nel non dire ci rimette l'anziana.
E allora signora, segua i consigli che ne hanno dato i nostri esperti e intanto in bocca al lupo. E se serve che ne parlino col medico di riferimento, uno psicologo, qualcuno. O qualcuno che è in cura alla signora, che ne capisce lo stato psicofisico. Alle volte da soli non ce la si fa. Ma penso tutta la famiglia in questo momento avrebbe bisogno di un buon supporto, perché non è solo l'anziano. Per arrivare a una linea che poi è la linea con cui ti prendi cura di questa signora che deve affrontare una notizia tragica. infausta. E allora 0422162678, siamo qui a disposizione come avete visto con i nostri ospiti, torniamo dopo la pubblicità. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422162678 se volete dire la vostra opinione su quello di cui stiamo dibattendo. Allora, questi anziani sono poco tutelati, sono abbandonati, ci stiamo chiedendo il perché, colpa nostra, dei figli, è colpa della società, lavoriamo tutti tanto, troppo, non andiamo mai in pensione e se qualcuno vuole assistere il proprio genitore, il proprio caro, diventa uno di questi caregiver, come si suol dire, e perde il proprio lavoro, si sacrifica, sembra come una vita di sacrificio. E allora volevo chiedere a lei, dottor Favero, si parlava prima del fatto dell'anziano che ti senti comunque rilassato perché in casa c'è la badante. Lei nella sua esperienza, queste badanti seguono le indicazioni sui farmaci, seguono le indicazioni che vengono date, la dieta? Devono essere guidate. Lei dice deve essere guidate, cioè, quindi vuol dire che il figlio deve passare ogni giorno? No, ogni giorno no, assolutamente no, dopo anche qui da caso a caso, però una supervisione, una guida, una presenza soprattutto in modo che ci sia una triangolazione tra badante, persona accudita e persona che comunque moralmente si fa carico del proprio congiunto, quindi una mediazione di questo tipo che diventa anche una mediazione di tipo emotivo, una mediazione morale, se vogliamo anche etica rispetto all'assistenza, deve essere fatta, non ci può essere una delega totale, complessiva assolutamente, perché altrimenti è anche una delega alla autodeterminazione, certe volte non propriamente la migliore. No? Quindi lei dice sì, ma con moderazione, non lasciate tutto quanto la gestione perché diventa difficoltoso. Cosa si può fare quando la situazione diventa più complicata? Lei, nella sua esperienza, è meglio che le persone siano gestite a casa o che vadano presso una struttura? Quando c'è un problema di persone non autosufficienti, che in Italia, ricordo, sono 2,5 milioni. Più 1 milione di persone che ha l'Alzheimer, quindi una fetta importante della popolazione. Due cose, una persona che ha telefonato prima, anzi il primo ascoltatore, sì, mi aveva parlato di lungodegenza, di situazione avanzata. In effetti l'età media, avevo telefonato ad Oscar collaborando con loro che sono nella centrale operativa e di programmazione e di direzione per avere dei dati. L'età media, dimmi se sbaglio, è intorno ai 90 anni, è intorno ai 90 anni, quindi circa 7-8 anni al di là dell'aspettativa di vita, 5 o 6 per le donne, 7-8 per quanto riguarda gli uomini, quindi un'età molto avanzata che si porta a una serie di problemi di tipo fisico, quindi sono grandi anziani, grandi ammalati, talvolta appunto allettati, con bisogno di supporto anche tecnologico importante, non gestibile a domicilio, sicuramente non gestibile a domicilio perché l'aspetto sanitario diventa prevalente in quei casi. La parte invece di assistenza quando rimane capacità di relazione, di vivere nella propria abitazione in situazioni di condivisione condominiale, di frequenza, di supporto ambientale. In questo caso sì, io sono d'accordo che la persona venga portata il più possibile avanti con le proprie cose, anche pensate a rinunciare alle proprie cose, abbandonare la propria casa, i propri oggetti, mobili, ricordi, eccetera, e andare in un luogo che per quanto poco non è personale, è standardizzato, pur portando qualcosa da casa come simbolo, ricordo. Tra l'altro il signore era molto preoccupato del fatto che bisognasse costruire dei posti, dei luoghi dove anche il cervello venga allietato, quindi con la musica, la danza, il cinema, l'arte. Se posso dire qualcosa, dico, guardi, la prima considerazione sulle badanti. Noi abbiamo il 66% delle badanti, sono 1 milione in Italia, 1 milione di badanti, che se vanno tutte a casa vediamo che cosa succede. Il 66% delle badanti in Italia è in nero. Quando tu lavori in nero non hai nessuna garanzia di qualità, che sia chiaro.
non hai nessuna garanzia di qualità. Primo elemento. Secondo elemento, il signore ha ragione. E comunque, scusi, io sono sincera, e sei sempre ricattabile, quindi certo, vivi una situazione che non è piacevole, quindi meglio pagare poco ma pagare questi 4 contributi che così non sei ricattabile. Quello che diceva il dottor Favero dell'idea della supervisione, dell'orientamento, eccetera, eccetera, non lo puoi fare quando sei in una condizione sommersa. E quindi questo è il primo messaggio importante. Secondo, il signore ha un'idea anni 70 dei centri di servizi per anziani. Nel senso che noi siamo, come dire, la nostra preoccupazione è non fare troppo, perché non è più una casa di riposo, non perché la parola è vecchia, ma perché non ci si riposa più. E allora ci sono decine e decine di iniziative, potrei dire quest'anno sono andati al mare, giorni al mare, sono andati in montagna, insomma si fanno un sacco di iniziative, dalla pet therapy ai cavalli, alla fisioterapia, alla musica, insomma c'è davvero da vivere, da vivere. Sul merito di dove è meglio andare, io la direi così: non è importante dove abiti, ma come stai. Cioè devi acquistare, tra virgolette, uno stile di vita. È importante, non è un dogma che stai bene solo a casa tua. Se vivi in mezzo agli scarafaggi non puoi stare bene da solo a casa tua. È un dogma, bisogna superare il dogma e dire è bene che tu vada a abitare in un centro servizi, in una casa di riposo, se questo ti fa sentire meglio, ti fa stare meglio, se no è giusto che tu stia a casa tua. Aggiungendo un elemento di tipo culturale. Mentre una volta gli anziani dicevano piuttosto che andare in casa di riposo, meglio morire. Mi sparo un colpo. Perché l'idea era che i figli dovevano restituire la cura e l'affetto che loro hanno dato ai figli quando erano piccoli, e quindi i figli devono restituire questo. Oggi la maggior parte degli anziani che viene da noi dice: voglio venire qui perché non voglio essere di peso ai miei figli. Quindi bisogna guardare con occhi nuovi a questi modelli e cercare di capire che ogni persona declina in modo diverso. E quindi se uno vuole stare a casa è giusto che stia a casa. Però deve stare in ordine nella polizia, non come è capitato magari anche a lei, vedere cose molto pesanti da gestire. Raccapriccianti. Senta, dottor Canil, siamo quasi in conclusione della trasmissione, però vogliamo anche lasciarci con una nota un po' rilassante. Allora, abbiamo visto che tante persone dopo i 65 possono soffrire di depressione, alcuni hanno la depressione maggiore, chi ha la depressione minore e la disistima. Però mi è piaciuto, quando sono andata a leggermi alcune statistiche, il disturbo dell'umore. Allora si dice che quando uno è vecchio o diventa molto tranquillo, o se è stato insomma un bel peperino da giovane diventa un po' rognoso. Ma è così davvero? Diventiamo o molto dolci o molto rognosi? Oltre che da tutte le circostanze ambientali e da eventuali declini neurocognitivi, riguarda molto gli aspetti di personalità che una persona ha costruito in passato. Quindi ci possono essere anche questi aspetti un po' più tumultuosi. Magari cito anche una cosa simpatica che lascia un'idea positiva. A volte ci sono anche degli aspetti umorali dovuti a questioni emotive e affettive degli anziani, e quindi si amano, sono gelosi, cioè in anzianità facciamo tutto ciò che possiamo fare. La sessualità, perché poi non abbiamo detto questa cosa, è che comunque non è che la coppia geriatrica sia geriatrica e basta. Possono esserci aspetti dell'intimità, quindi un panorama variegato e ampio che può andare a influire sull'umore. Quindi questo diventa importante. Poi ogni tanto mi ricordo qualche vicino di casa che era un vecchio generale e voleva fare il generale anche da vecchio, la moglie diceva: è finito di fare il generale, non sei più in caserma. Stai zitto. Esatto, mettiti lì e guardati la tua TV. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, la trasmissione è terminata, chi ha telefonato, spero insomma, di essere stata d'aiuto. Ringrazio davvero molto il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stato con noi. Grazie al dottor Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Grazie a voi. Grazie al dottor Giorgio Favero, medico di medicina generale, collaboratore presso ISRA. Cosa le portano adesso? Angurie, meloni, cosa le portano? Adesso spero qualcosa. Un po' di salatina novella. Noi torniamo domani, arrivederci, grazie.